Godere delle bellezze esposte nei musei civici della città nel periodo natalizio. I padovani lo potranno fare gratuitamente per un mese grazie all'iniziativa di Natale dell'assessorato alla cultura del comune di Padova. Ad annunciarlo è stato proprio l'assessore Andrea Colasio. Una grande opportunità per tutti coloro che risiedono a Padova e provincia, la possibilità dall'8 dicembre all'8 di gennaio di visitare gratuitamente il Museo Remitani, lo Zuccheran, il Museo del Risorgimento, il Palazzo della Ragione, cioè è un'operazione musei aperti che permetterà a tutti coloro che desiderano scoprire o riscoprire le bellezze del Museo Archeologico, della Pinacoteca, del Museo del Risorgimento. Sono luoghi pieni di storia e di cultura con dei veri e propri capolavori assoluti, la Croce di Giotto, gli Angeli del Guariento, quindi un'occasione unica e ripetibile per coniugare la bellezza del Natale con il fatto di respirare la bellezza della cultura. Inoltre il Consorzio di Promozione Turistica di Padova ha organizzato 10 giornate di visite guidate gratuite dei beni museali e monumentali della città e in particolare del circuito Urbs Picta per i visitatori residenti in città e provincia, studenti universitari ed Erasmus. Le date sono 10, 11, 17, 18, 24, 30, 31 dicembre, 6, 7 e 8 gennaio.